le rive, diciamo, delle zone più espressioni di qualità o quantomeno di numero. Noi non le persone dei numeri in mano. Adesso con un po' di minuto di pausa che faremo e poi vi spiegherò meglio, così si prepareranno 4 fine, poi ci sarà appunto la fase eliminatoria, qui vedete appunto una finale, credo a vincenti molto. La vincitrice dell'anno scorso, che è Martina Andretta, che è qui con noi, e poi andremo a premiare la degustazione qui durante la manifestazione, quindi si deve assentare nella prossima ora, tornerà poi per consegnare il premio. Abbiamo la seconda scorso, che è Elena Anastasia Schifani. Che spiega qualche dettaglio poi. No, velocissimo, solo per aggiungere che abbiamo tutti i concorrenti qua e poi chiameremo i 4 numeri che hanno fatto il punteggio più alto, quindi venitemi, e poi spiegheremo alla finale come si struttura, il playoff, come funziona, spiegheremo tutto, però preferisco dare un minuto in più a loro che prego, scrivetevi tutti, facciamo così, passaggio veloce, io lascio il microfono qua e quindi presentatevi perché è giusto che abbiate siamo tutti vedere. Alessia Calabrese, Elisabetta Zanibellato, delegazione di Venezia, Felicia Zui di Renze, Canzione di Treviso, Marta De Biasi, delegazione di Treviso. Prima a fare la prova e poi spiegheremo questo meccanismo. Quindi, primo classificato numero 1 con secondo classificato numero 4 con 212 punti. Poi piano sarà messo qua a disposizione di tutti come sempre a più assoluta trasparenza. Ecco qua. Allora, lo suo anno che era edizione nell'entusiasmo, e quindi siamo lì si rifà a Profeo e io che non avevamo lo scorso anno e finalmente lo consegniamo qua a Strano Sommelier con e io che non avevamo lo scorso anno e finalmente lo consegniamo qua a Strano Sommelier con perché questo in Liguria dove non sono quelli che parlano, sono quelli che riescono a far comprendere da tutti quanti, quindi complimenti di nuovo, è veramente molto bravo. Poi presumo che sono un colossale che non è solo suo, cerchiamo di dividere bene le curve. È scortese assegnarti un premio nelle segrete di chissà quale spazio, era giusto dedicarti un momento pubblico che meritavi. E poi abbiamo sancito per l'ennesima volta, se ancora non fosse chiaro, che anche il miglior sommelier di Coleano Guadogbiadene, come le Coleano Guadogbiadene, dura nel tempo, quindi una volta di più è un titolo che si tiene, si può portare a lungo nel tempo. Quindi auguri
portando ancora per portare. Grazie. Ok, allora vi prego di ritornare su i 4 finalisti. Tornerà? Sì, se non rientra, se no becchiamo il quinto. Tranquillo. Accorde. Yeah. Allora, che succede?